Buon pomeriggio dall'Ippodromo Alcoveggio, convegno di corsa di giovedì 26 dicembre, trofeo Gentleman for Life, prima batteria, Zeburi Zaya TRGF, Zarina di Roberto, Zagara Ambigi, Zaza Jet, Zara SLM, Zara del Sile, Zara Foto Jov. Vi ricordo, passano i primi 5 di ogni batteria, la seconda sarà di 9 concorrenti, partiti con Zagara Ambigi che va veloce alla corda, ma all'esterno è molto svelto anche Zara SLM, svelto anche Zaza Jet, ma con Numero 2, Zarina di intanto una squalifica Roberto, per Zarina di Roberto, squalificato. insiste all'esterno Zaza Jet che va a condurre, ma al suo esterno rimane Zar SLM che però non passa dopo i primi 200 in 14,6, insiste, i primi due danno vita a un bel duello iniziale che Zar SLM vince per il momento con un parziale però in 28,9. Terza posizione per Zagaran Bigi, più indietro Zebur Isaiah TRGF e poi gli altri. Ne scaturiscono 600 metri in decelerazione, ma già svelti 44 per i 600, con i quali Zara SLM si è imposto al comando su Zaza Jet, più indietro Zagaran Bigi cerca di riportare sotto il gruppo, ancora Zebur Isaiah TRGF che precede Zara del Sile in coda, Zara Fotojov che non segue. 59,3 il passaggio agli 800. Cavalli ora all'altezza del chilometro. Zagaran Bigi cerca di riavvicinarsi, ma tanto il chilometro se ne va in 1,15,4 e prova a spostare anche Zebur Isaiah TRGF dalla corda. In vantaggio sempre Zara SLM, è seguito da Zaza Jet all'esterno. Ecco, ora sposta Zaza Jet in anticipo su Zebur Isaiah TRGF. Zagaran Bigi cerca di progredire, ma per il momento non riesce ad avanzare ed è invece dalla coda Zara del Sile che scatta in terza ruota. Metà della curva finale, in calo Zara SLM, è in vantaggio Zaza Jet attaccata da Zebur Isaiah TRGF, poi Zara del Sile a centropista, ha spostato anche Zagaran Bigi, retta d'arrivo con Zaza Jet che si presenta in vantaggio all'esterno, l'attacco di Zebur Isaiah. Insiste Zebur Isaiah, si difende Zaza Jet, Zebu attacca sul palo, Zaza Jet che si salva da Zebur Isaiah con al terzo Zara del Sile. 1,16 e 1,39 a chiudere e vince uno degli outsider, Zaza Jet, 21 e 28 al totalizzatore, Massimo De Luca in sediolo che ha fatto spendere Zara SLM ma poi è tornato aggressivo e nel finale si salva dal finale di Zebur Isaiah TRGF che non può essere che secondo, a una testa dal vincitore Zaza Jet. Al terzo posto chiude Zara del Sile e più indietro al quarto e al quinto giungono Zagaran Bigi e Zar SLM che quindi vanno così in finale. Questi primi 5. Il successo però è per Zaza Jet e Massimo De Luca, il training di Riccardo Pezzatini, la quota di 21 e 28 al totalizzatore.